Buongiorno e benvenuti a tutti presso il campo sportivo di Taglio di Po, dove si sta disputando la giornata finale del Summer Camp organizzato dall'USD Tagliolese. Siamo qui in questa bellissima giornata di sole con 50 ragazzi per concludere quelle che sono state le attività che si sono svolte durante tutta questa settimana sul nostro campo sportivo. Adesso i ragazzi stanno giocando, poi successivamente nella seconda parte della mattinata avremo il momento finale del nostro evento Summer Camp 2021 giunto all'8ª edizione, con la consegna degli attestati, la consegna delle borse di studio per i ragazzi, i nostri tesserati che hanno partecipato, e la consegna dei premi per chi ha vinto la caccia al tesoro, l'orienteering e gli stilisti che hanno preparato le maglie future della Tagliolese con il contest Io la vedo così. Buongiorno a tutti, benvenuti, e è sempre un piacere venire qui. Insomma, sono un po' di anni che vengo a dare i saluti finali di questo camp e lo faccio ancora più volentieri quest'anno, visto che l'anno scorso si è saltato e quindi riprendiamo, speriamo che adesso riprendiamo all'infinito. È un grandissimo segnale. Sono venuto 15 giorni fa circa per la giornata del portiere e è bene che tutte le attività ricomincino il prima possibile. Abbiamo bisogno di riportare i nostri ragazzi a fare sport. Questa attività, oltre a dare la possibilità ai genitori di tenere i ragazzi impegnati fuori dalla scuola, secondo me è fondamentale anche per ricominciare a farli assaporare lo sport e per ricominciare a fare attività. Abbiamo bisogno che i nostri figli mollino un po' di più il cellulare e si dedichino a fare attività importanti. È un appuntamento che ormai è collaudato da anni. Voglio ringraziare da parte della Tagliolese tutti coloro, Luca in primis perché ha organizzato tutto, ma anche tutti i nostri mister, i nostri ragazzi che hanno dato la loro adesione. Alla Federazione Italiana Gioco Calcio, qui rappresentata sia dal consigliere regionale Argentino Pavanati che dal delegato provinciale Luca Pastorello, che chiama entrambi, sia Luca che Argentino, qui per un saluto a tutto il mondo tagliolese e un ringraziamento particolare per la presenza quest'oggi da parte mia e di tutta la società. Prego Argentino. Sì, grazie Luca. Ringrazio la società per questo invito, perché qua a Taglio di Po ormai sono di casa, sono di famiglia e ho un sacco di amici, anche perché non sto molto lontano, sono a Polesine Camerino, quindi sono da queste parti, insomma, ecco. Oggi penso che sia una bella giornata, non solo per il sole, per il caldo che c'è, ma è una bella giornata perché l'iniziativa che ha intrapreso la Tagliolese di assegnare questi premi a dei ragazzi meritevoli, oltre che nel campo anche nello studio, è un qualcosa di molto significativo che va a merito di tutta la società e i suoi dirigenti. Ecco, e in un secondo momento è anche una bella giornata perché si è iniziato a respirare il profumo dell'erba dei nostri campi sportivi che tanto ci mancava. Speriamo che con questa ripresa sia l'ultima sospensione, perché sarebbe qualcosa di tragico che in autunno dovessimo ancora sospendere i tornei, sospendere le attività calcistiche, sarebbe proprio veramente tragico. Noi speriamo di iniziare a settembre, fine agosto o primi di settembre, e poter concludere questi campionati che ormai abbiamo tanta voglia di vedere calcio, tanta voglia di tornare sui campi, che è la nostra passione, insomma, ecco. Grazie a tutti di nuovo e buona giornata. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto la Tagliolese per l'invito a questa conclusione di questo camp che ha costruito e che ha messo in atto in poco tempo. Mi congratulo soprattutto per una cosa: ormai sappiamo tutti, è un anno e mezzo purtroppo che l'attività calcistica e sportiva a 360 gradi non viene svolta. È stata addirittura l'annata che andiamo a concludere mercoledì, è stata annullata.
E la Tagliolese non ha voluto archiviare, fra virgolette, quello che era il suo progetto, vale a dire le borse di studio, anzi le ha tenute vive e oggi verranno consegnate. Questo è motivo d'orgoglio della società, che ne deve veramente vantarsene di questo progetto, perché è un progetto che soprattutto in questo periodo aiuta non solo i bambini ma anche le famiglie, magari con poco, ma anche il poco serve per arrivare sempre a qualcosa di importante. Come ha detto il consigliere, speriamo di aver terminato queste soste forzate, perché sforzate sono state, non è stata la federazione o quant'altro, e soprattutto che sia un inizio di far respirare quell'attività non solo calcistica ma sportiva a tutti i ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, perché la necessità è veramente importante per questi ragazzi di svolgere attività all'aria aperta e non solo, come ha detto precedentemente Luca o qualche altro che mi ha preceduto, col telefonino o col computer per seguire le varie edizioni anche scolastiche. C'è bisogno di fare attività, c'è bisogno di stare all'aria aperta e c'è bisogno di socialità tra di loro anche, per divertirsi e soprattutto per guardare un futuro migliore. Io vi auguro soprattutto una buona giornata e un grazie ancora una volta alla società tagliolese. Grazie.